Il meccanismo tutto sommato possiamo dire è semplice. Sì, sì, guarda, 3 secondi e neanche si attiva subito l'applicazione e si vede subito se ha il certificato del Green Pass. Fortunatamente c'è questa cosa che permette di non rischiare più, ovviamente, spiacevoli cose. E quindi anche di pranzare all'interno. Tranquillamente all'interno, esatto. Di per sé il meccanismo è semplice, bastano pochi secondi, la spunta verde indica se il cliente può o meno sedersi e consumare all'interno del locale, ristorante o bar che sia. Nel primo giorno di vigore del Green Pass, gli esercenti trevigiani si sono per lo più attrezzati scaricando l'applicazione del Ministero. La validazione tramite smartphone consente di verificare sia i formati cartacei che digitali. Quanto ai clienti, c'è chi esibisce il suo Green Pass su richiesta e chi già lo fa in automatico. Nessun problema, Nessun diciamo. problema, no. Ho fatto tutte e due le vaccinazioni già da tanto, spero che funzioni, insomma. Chi non ha ancora il Green Pass resta all'esterno senza particolari problemi visto anche il clima, come questi ragazzi che stanno partendo per le vacanze in comitiva. Io ho fatto il tampone ieri, quindi comunque lo farò anche oggi con lui perché dobbiamo andare in vacanza. Tu avresti il Green Pass ma mangi fuori. Sì, questo sì. Purtroppo dentro adesso vedremo come sarà in vacanza, magari faremo il tampone anche là. Noi siamo in 10 e tutti quanti hanno il Green Pass, io magari no, e magari io sono messo fuori. Quindi diciamo che adesso stai correndo ai ripari, ti vuoi vaccinare o non ti vuoi vaccinare? No, sì, quello sì, però per problemi tecnici non ho potuto. Ad aiutare in questa fase sono anche i plateatici, ma soprattutto la collaborazione dei clienti. Fortunatamente noi avendo anche un plateatico all'esterno, i clienti sono anche soddisfatti, partecipano. Ma c'è anche chi dice no. La gelateria La Primula di San Zenone chiude le consumazioni all'interno. La vostra situazione sanitaria è una questione privata e di libera scelta, si legge in un post diventato virale. Dice di essere un ristoratore e non un controllore il titolare della storica osteria Due Mori di Treviso. Se io le mostro questo, signor Renato, che cosa mi dici? Le dico che quello è il Green Pass originale, uno può entrare dentro per legge. Personalmente io non lo chiedo. Se il cliente viene qua e mi dice andiamo dentro, io lo faccio accomodare, non le chiedo il Green Pass sicuramente. Faccio già fatica a fare il mio lavoro, il ristoratore, il controllore non lo faccio sicuramente.